Un'interessante iniziativa oggi la presentazione di un libro senza commettere un falso storico, il restauro dell'ex chiesa madre di Santa Margherita di Belice dopo il terremoto del 68. Finalmente si chiude una pagina che è la ricostruzione dell'ex chiesa madre Santa Margherita di Belice, dove si è tanto parlato, in tanti convegni. È stato un percorso che è durato circa 16 anni, da quando c'è stato il primo progetto a oggi che presentiamo il libro. Un libro che vuole raccontare la storia di questo progetto, la storia di una comunità che ha tanto subito con il terremoto del Belice e che ha visto nella ex chiesa madre, oggi Museo della Memoria, la rinascita di una comunità. E su questo devo tantissimo ringraziare Massimo Ventimiglia, perché grazie a lui che con sinergia abbiamo redatto questo testo, il professore Tomaselli, la partecipazione oggi di Riccardo Allanegra, un luminare nella teoria del restauro, professore dell'Università di Ferrara. Devo dire sono molto emozionato anche del fatto che ci sia Rino Lamendo, il nostro vicepresidente nazionale, che segue costantemente anche le attività sia ordinistiche che anche private e professionali, e questo è frutto di una grande amicizia che mi fa tanto contento. Ma in conclusione devo anche ringraziare l'Arcidiocesi di Agrigento, la presenza oggi di Padre Pontillo che porta i saluti di Don Franco e quella voglia che l'architettura si avvicina anche all'Arcidiocesi, l'ordine di cui rivesto anche la funzione di presidente di una società, e pensando alla cattedrale è la cosa che mi emoziona tantissimo. Tra l'altro Santa Margherita Belice è stata particolarmente attenzionata da voi con un interessante convegno che si è svolto qualche mese fa. Sì, noi abbiamo parlato del Belice come per il 50°, lo abbiamo fatto il 4 aprile, il 4 e 5 aprile dell'anno scorso, anzi sì, di quest'anno, devo dire che è stato un convegno interessantissimo. Abbiamo portato gli architetti italiani a Santa Margherita, abbiamo portato gli architetti siciliani a Santa Margherita di Belice, una grande attenzione per questi luoghi da parte degli architetti. Un 2018 positivo per l'Ordine degli Architetti di cui lei è il Presidente? Sì, devo dire che con un pizzico di emozione. È stato un anno intenso, come è stato anche la fine del 2017, un ordine attivo, vivo, con dei consiglieri che hanno tanta voglia di raccontare le proprie esperienze, di spendersi per i colleghi, di spendersi per la società, di spendersi per le proprie città. 2019 brevemente, cosa c'è in cantiere? In cantiere c'è una cosa interessantissima, non le vorrei svelare subito, ma c'è una cosa veramente interessanti, si hanno anche dei momenti di festa per gli architetti agrigentini, si parlerà tanto anche dei lavori pubblici, di quello che si sta facendo a livello nazionale con Rino Lamendola e regionale con l'assessorato, e proprio di recente abbiamo presentato i bandi tipo per i servizi di architettura e ingegneria insieme all'architetto Lamendola. Questo è un fatto storico, perché in Conferenza Nazionale degli Ordini, dove ho avuto il piacere di intervenire, ho detto che la Sicilia è la prima, questa volta in Italia, ad avere dei bandi tipo approvati con un decreto assessoriale.